Firmati alla Presidenza della Regione Siciliana i piani integrati di sviluppo territoriale che riguardano 136 fra province, comuni ed enti territoriali, i PIST permetteranno di sbloccare 310 milioni di euro dall'asse 6 del POFESTR con progetti immediatamente cantierabili. Subito dopo la firma i piani sono stati illustrati alla stampa dal Presidente della Regione Lombardo. Si tratta di progetti che sono immediatamente cantierabili. Questo fatto, insieme ad un'altra notizia molto importante, perché si tratta anche qua di fondi europei, si attinge al FESR per altri 196,8 milioni di euro che serviranno a finanziare un'opera e la prosecuzione dell'autostrada Siracusa-Gela che oggi si ferma all'altezza di Rosolini-Ispica, per una tratta di circa 19 km che appunto realizzare la quale costa 337 milioni di euro. E Lombardo ha replicato a distanza il leader del PDL Angelino Alfano, secondo il quale il più grande schiaffo dato ai siciliani dal governatore è stata la perdita dei fondi europei. Non abbiamo perso fondi strutturali, noi risaliremo la china perché vogliamo raggiungere un traguardo, essere i primi tra le regioni del Mezzogiorno. Il percorso per arrivare a sbloccare i fondi europei è molto complicato, vi posso assicurare. Vari passaggi che riguardano sia le strutture della regione, ma come ovvio è giusto che sia anche le istituzioni che controllano i conti, e cioè ad esempio la Corte dei Conti.